delle Trocche! Ciao amici! Oggi vi insegniamo a preparare i macaron. I fragranti dolcetti di cui tutti andiamo pazzi! Iniziamo dalla preparazione dei gusci esterni. Ci servono 125 g di zucchero a velo e 125 g di farina di mandorle. Setacciamoli bene con una frusta Aggiungiamo 45 g di albume e mescoliamo con una spatola. Se vogliamo farli colorati! Certo che vogliamo farli colorati! Mettiamoci un po' di colorante alimentare. Adesso io preparo lo sciroppo, facendo bollire 33 g di acqua e 125 g di zucchero. Mentre io nel frattempo verso altri 45 g di albume nella planetaria. Quando lo sciroppo bolle, Accendiamo la planetaria e montiamo l'albume. Aspettiamo che lo sciroppo raggiunga i 118 gradi e versiamolo nella planetaria. adesso dobbiamo fare il macaronage. Il macaron? Il macaronage! Dobbiamo aggiungere il composto alla prima massa Quella colorata. e mescoliamo forte con la spatola. Forte così? No, di più! Di più! Ora trasferiamo il composto nella sac à poche. Formiamo dei cerchietti sulla carta da forno posata su una teglia e lasciamo riposare finché non si sarà formata una crosticina. Quando saranno asciutti li mettiamo in forno statico a 150 gradi per 15-18 minuti. Che profumino delizioso! Possiamo darvi una mano? Certo! Potete aiutarci a preparare la ganache. Mettiamo 170 grammi di lamponi in una padella e saltiamoli per 5 minuti. Poi li setacciamo con un colino e aggiungiamo 50 grammi di panna fresca e 230 grammi di cioccolato bianco. Mettiamo la nostra ganache in frigo per 4-5 ore. Quando i gusci saranno freddi e anche la ganache, mettiamo la ganache nella sac à poche e farciamo i gusci. Wow! Che merenda prelibata! Ce la siamo proprio meritata!